Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi risponderò a un'amicizia che mi chiede un follower del canale che mi chiede se la D'Agida è come un elementale. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano o ai gruppi Facebook di venirci a trovare. Chiaramente è inutile dirlo che i migliori iscritti del mondo Face ce li ha Ildegarda e Marietto Veneziano nei propri gruppi, oppure nel social Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Ildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico di varia natura. Sono tutti invitati, se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso, l'entrata è gratuita, siamo già ormai più di 190. Importante, i link sono sotto qui in descrizione, sia dei gruppi Facebook che anche di Telegram. Bene, iniziamo un po' a parlare della differenza fra elementali ed agida. Gli elementali generalmente chiunque li può fare, anzi li fa di sicuro per il semplice fatto che magari si crea degli elementali di autosabotaggio e quindi la cosa è palese, tutti praticamente li possono fare bianchi o neri o della mano sinistra o della mano destra, a dipendenza di quello che riescono a pensare, inconsciamente riescono a fare degli elementali, magari non hanno le tecniche per poterli pilotare, ma generalmente li fanno, anche senza saperlo, e quindi è una cosa diciamo più terra terra, che ultimamente è uscito come nome elementale e quindi tutti lo conoscono, ma nella realtà gli elementari sono sempre esistiti. Invece la D'Agida di Salomone, che poi D'Agida di Salomone è un modo, è un nome tanto per inquadrare qualcosa, è qualcosa di estremamente esoterico, diciamo così, che è una cosa un pochettino tenuta segreta nel mondo esoterico. Ne ha parlato Franz Bardo nel libro che ho sempre consigliato di leggere, Mago Fraprato, nel capitolo in cui spiega che praticamente un gruppo, una loggia, per pilotare i movimenti di un direttore di banca, cosa fa? Prende un medium e questo medium si collega al direttore di banca e tramite l'ipnosi fanno fare a questa persona qualche azione. Ecco, quella era una D'Agida modello loggia, amplificata e esaltata in un certo senso, però in quel capitolo lì Frabato, cioè Franz Bardon, che poi prende il nome di Frabato in questo racconto, spiega praticamente nero su bianco cos'è una D'Agida. Praticamente è la coercizione mentale a distanza di una persona. Certamente chi sa fare queste cose ha un grande potere di manipolare le persone a distanza, e quindi è chiaro che è una cosa che viene tramandata da gruppo misterico a gruppo misterico. Non è che ci si può alzare il giorno dopo e incominciare a fare D'Agide, proprio perché poi si avrebbero anche dei ritorni nefasti nella propria vita, perché ci vogliono un bel po' di protezioni e un bel po' di conoscenze esoteriche, e poi ci vuole una qualità animica importante. Quindi è sempre bene capire che la D'Agida non è per tutti, non tutte le persone possono attivarsi a farle, però possono diventare gente che può chiedere la possibilità a un esoterista di farlo. Non ci sono tanti testi che parlano di D'Agida, proprio perché viene tramandata da praticamente gruppo misterico adepto praticamente, e per farla non è così semplice, ci sono certe procedure, certe, come si suol dire, meccanismi misterici da attivare, e poi ci vuole anche un bel po' di costanza. Mentre l'elementale, uno praticamente, anche se seduto davanti a un bar o seduto davanti alla televisione, li può creare inconsciamente, anzi direi di più, messaggi subliminali della televisione ce li costringono a costruire dentro di noi senza che noi ce ne rendiamo conto. In fondo la pubblicità li costruisce ad hoc questi elementali dentro di noi. Ho già fatto anche una pillola in cui spiegavo quando da piccolino mi hanno fatto vedere questi simbolini di Saturno stilizzati nelle immagini dei bros che abbiamo oggigiorno
sul web o nei nostri computer, per dirla terra terra, e quindi già lì vedete che questi simbolini stanno creando dei elementali saturniani dentro di noi. Anche questo è un modo di fare coercizione mentale, perché ci stanno mettendo delle ancore per portarci nel basso astrale. Ma se seguite il vostro marietto, voi avrete tutte le istruzioni tramite anche i circuiti radionici e le protezioni soprattutto, e le pillole, per poter in un certo senso stare al riparo da questi artigli nefasti che girano sul web. Bene cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, ringrazio anche la gente che fa i commenti, fa delle domande nei commenti, così che io posso prendere gli spunti per rispondere. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!